Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura i finanzieri di Palermo hanno indagato 4 soggetti per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, autoriciclaggio e riciclaggio. Nel mirino il fallimento di una società attiva nell'installazione di impianti idraulici di condizionamento, operato un sequestro di oltre 400.000 euro. Tragedia ieri sera al Policlinico di Catania, dove un uomo di 64 anni si sarebbe lanciato dal quarto piano del padiglione 8. Si trovava ricoverato nel reparto di chirurgia ed era prossimo alle dimissioni. Si è spento invece nella notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Acireale il 26enne Andrea Fiorenza. Si trovava ricoverato da quando era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 28 maggio nella frazione acese di Piano d'Api. E ancora un altro incidente stradale avvenuto sempre ieri in contrada San Cusumano a Erice nel Trapanese. In prognosi riservato un quarantenne che viaggiava su uno scooter e che si è scontrato con una donna alla guida di un'auto. È in chiusura l'arresto di 3 stranieri identificati come gli autori di una violenta rapina ai danni di un connazionale nel gennaio del 2023 a Catania. La vittima era stata anche aggredita per essere intervenuta in difesa di un disabile. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.